Ben ritrovati con i concerti Cremona 1 Online, siamo nella sala dei violini del comune di Cremona e infatti ci sarà proprio uno strumento ad arco quest'oggi a suonare, è il violino suonato da Giovanni Sardo, però non sarà il solo strumento qui, ci sarà anche la fisarmonica di Sergio Scappini, come vedete anche già dall'inquadratura, però abbiamo un altro ospite con noi, ovviamente è Roberto Codazzi, il nostro consueto critico musicale al quale diamo il nostro benvenuto, ovviamente e fra poco ci spiegherà cosa andremo a sentire, musiche molto particolari per questa serata, vero Roberto? Grazie Federica e buonasera a tutti gli appassionati di Cremona 1. Prima però è doveroso dare una presentazione chiaramente degli artisti, intanto Giovanni Sardo lo avevamo già trovato nella precedente edizione tra l'altro dei concerti all'AI, non è la prima volta che capita, insomma con piacere chiaramente salutiamo gli artisti che tornano a trovarci a Cremona, perché per esempio loro sono il duo di Imperia e quindi potete già capire, insomma non sono nativi della città di Stradivari, festeggiano però nel 2015 15 anni di carriera, quindi intanto gli facciamo gli auguri. Poi Giovanni Sardo, dicevamo, aveva vinto l'audizione per l'Orchestra Giovanile Italiana ricoprendo il ruolo di prima parte, prima ancora di terminare gli studi. Nel 95 però ha scelto di lasciare la carriera d'orchestra in favore della musica da camera e anche per esibirsi come solista o in duo come questa sera. È presidente dell'Associazione Pantamusica Amici della Musica d'Imperia e anche dell'Unione Cattolica Artisti Italiani. Ma veniamo alla fisarmonica e con Sergio Scappini, dopo aver studiato pianoforte, composizione e naturalmente fisarmonica, è oggi titolare della cattedra dello strumento che predilige presso il Conservatorio Verdi di Milano. Svolge però anche un'intensa attività concertistica, da segnalare fra le altre cose che ha vinto il concorso per fisarmonica di palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano. Per lui abbiamo anche una domanda, prima però chiaramente andiamo a vedere quale sarà il programma perché poi la domanda che porrò è proprio inerente a questo, sono davvero curiosa di sentirlo. Sì, questa sera celebriamo un matrimonio di voci, di timbri con questi due strumenti che difficilmente si esibiscono assieme, il violino e la fisarmonica, due strumenti a un tempo che hanno una loro nobiltà di fondo e una straordinaria tradizione, ma sono anche strumenti che possono avere una voce popolare. Il programma di questa sera è un po' una sintesi di queste due anime. Naturalmente esiste una scarsissima letteratura originale per questo duo, per cui verranno eseguite soprattutto delle trascrizioni realizzate da questi due interpreti. Si parte con musiche tratte dalla colonna sonora del film Marcord, composte da Nino Rota, che è l'autore della maggior parte dei film di Fellini, e poi nella parte centrale ascolteremo delle fantasie di temi operistici sulla Carmen di Bizet e sul trittico, o meglio su opere popolari di Puccini come Tosca, Madama Butterfly e altri titoli celeberrimi. E concluderemo con musiche di Piazzolla, che ha composto i suoi brani non sulla fisarmonica ma sul bandoneon, cioè la tipica fisarmonica cromatica a bottoni della tradizione argentina, ma che si possono splendidamente tradurre anche su una fisarmonica di Castelfidardo come quella utilizzata da Sergio Scappini. Grazie Roberto, non ce ne voglia Giovanni, però siamo curiosi di domandare a Sergio qualcosa, innanzitutto perché a Cremona siamo più abituati a sentire gli archi un po' meno di frequente, purtroppo aggiungo io la fisarmonica, ma poi anche perché proprio hai composto questo medley di musiche da film, insomma ti sei ispirato un po', immagino, anche a quello che ti suscita più emozione, dici qualcosa di più. Ma voi prima avete detto che saranno delle musiche particolari, eccetera. Io oserei dire che forse il modo di presentarle che è particolare, perché le musiche sono veramente tutte molto conosciute, o sono arie d'opera famosissime, come detto, oppure sono colonne sonore ma altrettanto famose. Chiaro, forse la cosa più originale è la miscellanea fra questi due timbri, fra queste due situazioni, fra queste due realtà anche, oserei dire oggi come oggi, forse un po' agli antipodi, perché oggettivamente la fisarmonica vive ancora purtroppo di una visione così un po' popolare, al contrario del violino che invece si è ricavato uno spazio quasi esclusivamente classico. Quindi direi che è un connubio un po' particolare, il povero e il ricco, il bello e il brutto, dove chiaramente la fisarmonica non è brutta. E infatti quest'oggi cercheremo anche in questa serata di riequilibrare insomma, fra i due strumenti. Grazie a Sergio Scappini, ricordiamo la fisarmonica, poi insieme invece con il violino suonato da Giovanni Sardo, il duo di Imperia. Auguri di nuovo per questi 15 anni di carriera e i tanti altri a venire, a voi invece auguriamo un buon ascolto.